Dal bilancio di previsione 2014 viene fuori una stangata tributaria senza precedenti nei confronti dei cittadini e delle categorie termolesi. Così l'ex sindaco Antonio Di Brino, che ha evidenziato gli aumenti delle aliquote della Tasi e dell'IMU, in particolare quelli della tariffa relativa alla raccolta dei rifiuti. Effetti che, ha osservato il consigliere del nuovo centrodestra, si faranno sentire con i pagamenti di fine anno dovuti non solo da famiglie e pensionati, ma soprattutto dalle attività commerciali e produttive. Io ricordo che la Tasi incide molto sulla prima casa e questa amministrazione non solo ha applicato il massimo 2,5 per mille sulla prima casa, che con la rivalutazione degli estimi catastali porta a una percentuale che si avvicina al 5 per mille dell'ICI, e anche ha applicato l'1 per mille sulla seconda casa, portando dal 9,30 previsto dalla nostra amministrazione a 9,60 di IMU, più l'1 per mille su 10,60 per mille. Di Brino, affiancato dai giovani Rocco Fiorilli e Cristian Zami, ha evidenziato un aspetto relativo alla Tari. La tariffa si collega e deve equiparare il costo del servizio. Con l'applicazione di questa nuova tariffa il costo del servizio è lievitato di 700.000 euro rispetto a quella che era la previsione durante la mia amministrazione, per costi generici e poco specifici. Quindi questo ha comportato una lievitazione dei costi del servizio e poi di riflesso un aumento della tariffa. Intanto il bilancio approvato dalla maggioranza del sindaco Angelo Sbrocca è stato impugnato da Di Brino davanti alla Corte dei Conti e alla Procura regionale dello stesso organo e portato all'attenzione del prefetto di Campobasso. C'è un vizio nella procedura e c'è anche un altro vizio di legittimità negli allegati al bilancio, perché è stato presentato un piano degli alienazioni assolutamente farlocco, perché l'amministrazione ha previsto di vendere, di alienare la Schweitzer e la scuola e il nautico e la sede del nautico, e solo quegli immobili sono stati inseriti in una delibera, torno a ripetere, farlocca, perché il piano delle alienazioni, così come prevede la normativa, deve considerare innanzitutto la ricognizione per poi procedere a valorizzazione e alienazione.